La regata è stata molto bella, anche se ci siamo classificati soltanto quinti. Comunque abbiamo avuto il tempo per visitare Venezia, che rimane una città fantastica. Eravamo qui l'anno scorso, ci saremo anche il prossimo anno. La volta che siamo venuti qua in gruppo mi è piaciuto molto di più perché ci si diverte di più, le partenze sono più semplici e ci siamo divertiti molto. Devo dire che la regata è stata molto interessante sotto ogni punto di vista, tanto tecnico quanto agonistico. Purtroppo non abbiamo vinto nessun match, anzi siamo usciti perdenti sui 3 giorni di gara. Allora, una delle promesse della nostra vela, dai a caldo, dici com'è andata la regata. Abbiamo vinto tutte! Tutte le avete vinte, ma sei contento di essere qua a Venezia? Sì. Siamo arrivati alla 13ª edizione del trofeo internazionale per Optimist a squadre Marco Rizzotti, organizzato dalla Compagnia della Vela e dal Diporto Velico Veneziano. Questo è un appuntamento tradizionale del mese di maggio qui al Camping Marina di Venezia per gli equipaggi, i giovani equipaggi dai 9 ai 14 anni che si cimentano con l'Optimist a squadre appunto. Anche quest'anno l'appuntamento è rinnovato e si cercherà ovviamente di battere il detentore del titolo, la squadra dell'11ª zona Friuli Venezia Giulia, che ha vinto l'altro anno sia il trofeo Castorama che il trofeo Marco Rizzotti. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Così si esprimeva un coach europeo nei confronti del trofeo Rizzotti, che nei 4 anni più recenti ha assunto il ruolo di massima manifestazione europea per Optimist a squadre. Non accettando compromessi e curando particolarmente la composizione della giuria internazionale e l'organizzazione sia a mare che a terra, il Diporto Velico Veneziano e la Compagnia della Vela di Venezia hanno dato vita ad una occasione internazionale di confronto che non ha uguali. La IODA, Associazione Internazionale della Classe Optimist, e l'AICO, Associazione Italiana della Classe Optimist, hanno concesso il loro appoggio, riconoscendo la qualità di una manifestazione che conta ben 13 edizioni, essendo sorta nel 1986, ed è patrocinata dalla Regione Veneto, dal Comune di Venezia, dal CONI regionale Veneto e dal CONI provinciale di Venezia. Al principale sponsor, la ditta Castorama, va un particolare riconoscimento per aver supportato la manifestazione dall'inizio. Altrettanta riconoscenza va anche agli altri sponsor tradizionali, quali Generali, Telecom Italia, Visibilia Group, Pellegrini GP Shop, Cassa di risparmio di Venezia e lo stesso Camping Marina di Venezia. Le imbarcazioni sono state ospitate presso la base nautica del Socive, posta in un luogo strategico all'interno del porto del Lido. A garanzia degli aspetti tecnici ci sono i nomi di Giorgio Lauro, consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela e Principal Race Officer della manifestazione, di Dodi Villani, suo assistente, di Luciano Giacomi, giudice internazionale e Chief Umpire, e di molti altri giudici internazionali e nazionali che in numero di 22 si alternano ogni anno a giudicare il corretto comportamento degli atleti. Sul piano organizzativo generale, il nome di Giampaolo Righetti, ex consigliere nazionale della Federazione Vela ed ex presidente del Diporto Velico, general manager della manifestazione, è una garanzia per quanto attiene al coinvolgimento di circa 50 collaboratori che ricoprono i vari ruoli nei settori segreteria, logistica, regolamentare, immagine e supporto a mare, con la stimolante azione di supporto di Pier Bruno Rizzotti, figlio di Marco Rizzotti, alla cui memoria è dedicato il trofeo. Sul piano partecipativo, considerato che la regata è per inviti, è da rendere omaggio alle squadre croate e slovene che fin dall'inizio hanno assicurato la loro qualificata presenza e che hanno via via impegnato la squadra nazionale italiana, la squadra zonale del Friuli Venezia Giulia e le altre rappresentative internazionali che si sono succedute nelle diverse edizioni: Algeria, Austria, Ungheria, Slovacchia, Monaco, Russia
oltre alle rappresentative regionali italiane quali Liguria, Sicilia, Veneto, Garda, maschile e femminile, e Marche. Il trofeo Rizzotti costituisce occasione irrinunciabile di regatare a squadre, apprendendo sia le particolari norme che regolano questa attività agonistica, che le finezze e le astuzie necessarie per realizzare un gioco di squadra, anziché il tradizionale ruolo individuale richiesto dalle regate di flotta. In questo c'è forse il segreto vincente del trofeo Rizzotti. I partecipanti si divertono e si esaltano in questo nuovo ruolo che conferisce un connotato sociale allo sport velico dopo averne assaporato il ruolo individuale. I giovani atleti, con la loro partecipazione convinta, giustificano e legittimano un'organizzazione che può sembrare ridondante secondo i canoni normali, ma che è invece necessaria per garantire il livello tecnico e l'assistenza in mare. La lotta al vertice tra Italia, Croazia 1 e Friuli Venezia Giulia si era già delineata sin dalle prime battute e si è protratta fino alla fine, laureando la squadra dell'Italia con 12 vittorie su 12 incontri. L'equipaggio è composto da Bertone, Siciniano, Furlani, Micalli e De Paoli. Indi la Croazia 1 con 11 vittorie, battuta solo dall'Italia. L'equipaggio formato da Celic, Pernic, Stojkovic, Valetic e Petronjevic. E quindi la squadra del Friuli Venezia Giulia, detentrice della Coppa, che quest'anno ha totalizzato 9 vittorie, battuta dall'Italia, dalla Croazia 1 e dalla Croazia 2. Con l'equipaggio formato da Kerin, Kravos, Milost, Spangaro e Veligogna. Al quarto posto la squadra di Slovenia 1, seguita da Croazia 2, Garda maschile, Croazia 3, Slovenia 2, Veneto, Garda femminile, Austria 1, Marche e Austria 2. Oggi è andato ovviamente molto bene, vento senza onda, quindi meno corrente, quindi tutti i problemi automaticamente risolti. Abbiamo fatto ieri una modifica al calendario in maniera da sistemare subito questa mattina per mettere in tasca le regate più importanti, per non trovarci con la manifestazione non finita e a dover decidere certe parità con delle formule che lasciano il tempo che trovano, che sono previste dal regolamento ma non sono sempre giustissime. E questo ha aiutato e forse ha addormentato poi le ultime regate, perché ormai le cose erano già messe in chiaro. Quest'anno il livello dei concorrenti era molto più omogeneo rispetto agli altri anni, avevamo nazionali più equilibrate, incontri più difficili e solamente la squadra italiana è riuscita a vincere tutti gli incontri, gli altri comunque sono andati incontro a qualche sconfitta anche inaspettata, con squadre sulla carta non all'altezza, che invece hanno dimostrato in mare di essere capaci, ben allenate e ben preparate. L'organizzazione è splendida come al solito, tutte le regate portate a termine, la giuria, credo che una giuria di questo genere si trovi solo a livello olimpico ormai. Diciamo che questi 3 giorni sono stati decisamente sofferti, perché abbiamo avuto un inizio abbastanza buono con questo temporale finale del primo giorno. Ieri poi non ne parliamo, è stata una giornata assolutamente incredibile, piena di piovaschi, poco vento, per cui ha messo a durissima prova l'organizzazione, che peraltro ha dato dimostrazione di saper gestire anche queste situazioni di disagio. Per fortuna l'ultimo giorno siamo stati veramente fortunati e ci ha dato la possibilità di portare a termine il trofeo, che diversamente avrebbe avuto un finale non completo, e quindi diciamo che sono abbastanza soddisfatto di come è andato tutto, insomma. L'impressione è proprio quella di un'organizzazione che funziona bene, oliata direi fino al millimetro. Pensi che si possa ancora migliorare? Diciamo che tutta la nostra organizzazione si basa sui principi fondamentali, diciamo, dello sport, perché qui siamo tutti amici e ci diamo tutti un po' una mano, diciamo che dobbiamo continuare, secondo me, a lavorare sempre su questa direzione, ecco. E oggi ci è andata da signori, perché ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle bellissime regate e tutti si sono divertiti, non ci è pesato assolutamente. Nel complesso sei soddisfatto delle regate? Molto soddisfatto, perché da come eravamo partiti ieri e l'altro ieri avevamo qualche dubbio sul risultato finale, che però poi è quello che si è visto.
Sono stati tutti molto bravi, devo dire, nell'insieme, molto aggressivi. Certo, alcuni peccavano in esperienza, non conoscevano le regole a fondo, non conoscevano le tecniche della regata a squadre, quindi ogni tanto si facevano prendere in fallo oppure non riuscivano a sfruttare al meglio le loro opportunità. Però diciamo che con un po' di lavoro si può migliorare moltissimo. Senz'altro, la vela, l'Optimist in particolare, è uno sport, una disciplina individuale, singola, dove il ragazzo sta solo per delle ore in barca. Questo è l'aspetto, diciamo, sociale dello sport velico, per cui i ragazzi qui non devono più regattare solo per se stessi, ma hanno una squadra alle spalle, una cosa che non accade sempre. Da un punto di vista dell'organizzazione tecnica è impeccabile, non c'è nulla da dire. D'altro canto le premesse c'erano tutte, i circoli sono ormai collaudati da anni. Il comitato di regata aveva la possibilità di avere ben 3 race officer internazionali, Dodi Villani, la Dina Sfacchianacchi dalla Grecia e il sottoscritto, mezzi appoggio più che sufficienti. Certamente anche il camping Marina di Venezia è una struttura che rende le cose molto più facili di quello che potrebbe essere in un'altra situazione. Soddisfazione per tutti, organizzatori e partecipanti, per una manifestazione che ha visto concludersi la sua 13ª edizione e con l'impegno di rivedersi nel 2000 con una partecipazione ancora più ampia e, se possibile, ancora più qualificata. La regata è stata bellissima, entusiasmante come tutte le regate dei giovanissimi timonieri della classe Optimist. Soprattutto è stata perfetta l'ospitalità, l'organizzazione dei circoli e la gentilezza di tutto il personale impegnato in questa manifestazione, che anche quest'anno si è dimostrata un grandissimo successo sia in acqua che a terra.